pomeriggio a tutti. Sì, voglio rispondere io per primo alle domande che ha posto comunque tutta la posizione, perché mi sembra che siamo tutti firmatari di questa convocazione di commissioni consigliari congiunte. E ripartirei quindi dal punto primo, che è la rimessa in pristino dell'accesso nord al cantiere. E per quanto riguarda il ripristino, casomai si chiedo anche supporto alla parte tecnica, visto che è presente anche il dirigente Favoretto, come si può dire qualche notizia. L'ufficio urbanistico ha inviato una nota alla ditta Costa Energia di rimettere in pristino l'accesso, quindi mi sembra che siamo anche disponibili a farlo a spese loro, altrimenti, come prevede la legge, in maniera corta potremo anche noi rimettere in pristino l'accesso e dopo chiedere casomai il conto alla ditta. Però mi sembra che il loro responsabile non abbia posto nessun problema a rimettere in pristino l'accesso. Per quanto riguarda invece gli indirizzi e le azioni messe in campo dal CTR dei Vigili del Fuoco, ho più volte presenziato al CTR dei Vigili del Fuoco, insieme anche al funzionario Nappetti, che aveva anche comunque presenziato prima nella precedente amministrazione, e lì si pone quindi il problema adesso da parte dei Vigili del Fuoco di ridare il rapporto definitivo di sicurezza. Questo verrà fatto quando la ditta presenterà il piano particolareggiato del piano di sicurezza e riguardante comunque solo l'impianto a terra, non si parla di impianto quindi di transito di navi gasiere o altri problemi collegati comunque alla messa in esercizio del cantiere. E su questo ho più volte dibattuto, visto che era presente sia la città metropolitana che anche la Capitaneria di Porto, che sia stato sbagliato considerare l'impianto a compartimenti stagni, cioè solo l'impianto a terra, di non considerare tutto il porto e di non considerare il transito delle navi gasiere. Bisognava considerare l'impianto, il transito delle navi, anche quando le navi gasiere ormeggiano, creano comunque un impianto unico. Quindi la pericolosità dell'impianto risultava anche comunque assommarsi a quella della nave gasiera. Per questo quindi avevo chiesto che fosse fatta una valutazione di impatto ambientale, l'abbiamo più volte anche richiesta alla città metropolitana e abbiamo più volte diffidato la città metropolitana da redarla, perché siamo dell'avviso che bisognerebbe considerare l'impianto sia dal punto di vista di impatto ambientale sia dal punto di vista della sicurezza, considerare anche le navi gasiere. Invece purtroppo si è pensato anche in sede di conferenza dei servizi di considerare solo l'impianto a terra, e con delle semplici prescrizioni che la città metropolitana nella propria determina ha inviato, che era quello che ci fosse quindi una variante al piano gestionale del porto per l'introduzione delle navi gasiere, e con questo si potesse comunque ottemperare a un piano di sicurezza e anche sarebbe stato opportuno una variante al piano regolatore, perché il porto da commerciale diventerebbe industriale e quindi ci sarà una variante al piano regolatore. La Capitaneria di Porto a suo tempo aveva, come sappiamo tutti, posto un proprio documento dove chiedeva al Ministero delle Infrastrutture, il proprio Ministero, che ci fosse una variante al piano regolatore, ma non hanno ascoltato la Capitaneria di Porto. Quindi da questo punto di vista il CTR, come ho detto, il piano particolareggiato, comunque noi come comune, insieme all'ingegnere Samuele Colombo, che aiuta anche il comitato, abbiamo posto delle osservazioni in sede di CTR per quanto riguarda la classificazione dell'impianto. Sappiamo che l'impianto è stato classificato in A, questo vuol dire che secondo le norme, cioè non è solo il CTR che lo dice, ma sono le norme che lo prevedono, ed è quello che in classe A ci possa essere comunque delle strutture, insomma degli agglomerati abitativi anche vicino a depositi di questo tipo. Il CTR ha detto che ormai quasi tutti gli impianti sono classificati in A, quindi non vengono anche più classificati in B, e quando vengono tumulati passano automaticamente in classificazione A. Per questo le osservazioni che abbiamo posto anche che non doveva essere così vicino alle abitazioni, loro ci hanno risposto che quando vengono tumulati automaticamente è possibile fare questo tipo di impianto. Abbiamo anche posto il problema, perché all'interno del rapporto opinione ambientale presentato
dalla ditta c'era anche il problema di venti, visto che come centralina era stata scelta la centralina di Rosolina, noi avevamo chiesto che invece i venti nostri predominanti sono comunque anche da nord e fosse scelta anche la centralina dell'ISPRA, e i vigili del fuoco ci hanno assicurato che comunque prenderanno in considerazione anche queste osservazioni insieme a tutte le altre quando ci sarà la presentazione del piano di sicurezza definitivo. Ci hanno assicurato che prenderanno in considerazione tutte le nostre osservazioni. Poi per quanto riguarda la città metropolitana, come ho detto, abbiamo più volte diffidata e la nostra tesi, e anche quella del comitato, è che per questo tipo di impianto serviva una valutazione di impatto ambientale, e la città metropolitana invece ha fatto una determina, a quel tempo non è stata impugnata e quindi loro sono comunque andati avanti con la loro strada, e con quelle prescrizioni loro credono che insomma, di poter non assoggettare a via l'impianto. C'è comunque un vuoto legislativo perché prima tutto il piano di sicurezza del porto veniva redatto dalla catena di porto, facevano, si chiamano RISP, rapporto di sicurezza integrato portuale, ed era la stessa catenaria di porto che creava quindi un piano di sicurezza e anche faceva un'analisi dei rischi per l'entrata delle navi gaziere in porto. Adesso con la nuova legge 105 del 2015, legge Seveso, è la ditta, e me lo ha confermato il comandante della capitaneria di porto che ho incontrato 2 giorni fa, è la ditta che deve fare questo piano di sicurezza, un'analisi dei rischi dell'entrata delle navi gaziere dalla bocca di porto fino all'ormeggio della nave. Quindi diciamo che la ditta potrà presentare questa documentazione alla capitaneria di porto, e il porto farà un'analisi di questo piano di sicurezza che presenterà la ditta e dopo farà le sue valutazioni. Quindi noi potremo anche presentare la nostra documentazione, però la documentazione, diciamo, per legge che la legge prevede è quella di una presentazione di documentazione da parte della ditta. Questa insomma è una novità, visto che prima era un ente pubblico che valutava una ditta privata, adesso è la ditta privata che si valuta anche il piano di sicurezza, si sceglie anche il posto dove creare un deposito di GPL, quindi il pubblico ha sempre meno potere comunque di contrastare questo tipo di attività.